Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Farmacie prese d'assalto per prenotare i tamponi per le prossime settimane. A Porcia questa mattina c'era una coda con 200 persone, molte delle quali hanno dovuto rinunciare dopo ore di attesa. Una scena che rischia di ripetersi sempre più spesso. Vediamo. Una coda letteralmente impressionante è quella che si è vista nella mattinata di oggi a Porcia, all'esterno della farmacia De Lucca. Circa 200 persone in coda per prenotare il tampone per le prossime settimane di ottobre. C'è chi ha preso posto alle 6, ben prima dell'apertura della farmacia, e chi è arrivato alle 9 ha dovuto rinunciare perché i posti sono andati esauriti. Molti erano arrabbiati per la situazione, pur preferendo non esporsi. Altri sanno che questo è solo l'inizio di un periodo davvero complicato. Siamo qui da più di un'ora. Tutte le persone come me stanno girando tutte le farmacie della provincia per poter fare i tamponi ed è una cosa veramente incredibile, pensando che lo facciamo per lavorare, perdiamo ore e ore e tante volte ci viene detto che non c'è posto. Noi non sappiamo più che cosa fare. La legge c'è, noi siamo qui per rispettarla, però nessuno ci viene incontro e nessuno sa quali sono le condizioni di un lavoratore che non può accedere al posto di servizio per una mancanza di servizio che dovrebbe essere garantito. Tutto qua, senza protestare e senza astio verso nessuno. Lei fa il tampone praticamente ogni 2 giorni? Ogni 2 giorni, certo, ogni 2 giorni. E adesso è iniziata questo, calvario di dover cercare le farmacie? Esattamente, all'inizio era un po' più facile, adesso che la legge è stata estesa a tutti i lavoratori, ovviamente le farmacie stanno scoppiando perché non riescono a starci dietro. Una scena, quella che si è vista a Porcia, che rischia di ripetersi un po' ovunque, con le persone pronte a prendere d'assalto le farmacie per ottenere un tampone che consenta l'accesso al lavoro, ma anche per i figli alle prese con gli impegni sportivi. C'è la fila, c'è la coda e si aspetta. Ma io non capisco come mai non potenziano questi servizi facendo tutti i giorni, tutte le farmacie fanno qualche ora, 3 volte alla settimana e arriviamo in queste situazioni qui, quasi insostenibili. Qui non c'è appuntamento, ci si mette in coda e si aspetta? Sì, qui c'è gente che in fila da più di un'ora, vengono qui alle 7 di mattina per prendere un appuntamento, è una cosa molto complicata questa. Si perdono ore e ore qui? Sì, gente che deve anche lavorare. Infatti lei fa il tampone per motivi di lavoro? No, io faccio il tampone per mia figlia di 12 anni e ritengo un'assurdità vaccinare una bambina di 12 anni quando di fatto bambini morti di Covid ce ne sono stati penso pochissimi, quindi non è un rischio per i bambini. Per l'attività sportiva? Sì, per attività sportiva, quindi è necessario il QR code. Io ho fatto fare un certificato medico da un dottore e con il tampone mi hanno detto che non è valido perché dicono che ci vuole questo Green Pass qui. Non capisco perché un certificato medico di un dottore non è valido. Ultima pagina, archiviata la tornata elettorale, le discussioni si spostano adesso in Consiglio regionale. Tutti i partiti cercano di guardare ai lati positivi, ma non mancano le ombre. Siamo andati in aula a sentire gli umori di Partito Democratico, Forza Italia e Lega. Vediamo. Come sta il PD? Allora, nel centrodestra Fratelli d'Italia ha superato abbondantemente la Lega e la Lega non è uscita come avrebbero immaginato da queste elezioni. Il PD ha mantenuto tutto sommato i voti, c'è stato un calo, ma è stato un calo fisiologico in tutti i partiti, cioè proprio la gente non è andata a votare questa tornata. Se io ragionassi solo da segretario regionale del mio partito dovrei rispondere: siamo il primo partito a Trieste e a Pordenone, nelle 2 grandi città, siamo un partito che tiene e cresce anche in termini di percentuali spesso. Soffriamo un po' di solitudine, quindi dobbiamo ripensare probabilmente un'alleanza più ampia. Non basta il 16% di Trieste e Pordenone, dove peraltro abbiamo dato molto anche a liste civiche a noi molto vicine, quindi io suppongo che a Trieste e Pordenone stiamo ovviamente sopra il 20%, però ribadisco, dobbiamo costruire un'alternativa a Federica molto più ampia del Partito Democratico e questa è davvero la sfida e il compito più difficile per le prossime settimane e i prossimi mesi. Sulla Lega però non ho sentito un commento, visto che si aspettavano un dato maggiore. Ma io credo che faccio fatica a fare i conti in casa d'altri, ne ho già molti da fare ovviamente all'interno del Partito Democratico e della mia coalizione. È chiaro che c'è una ricomposizione del centrodestra, sembra nettissima, con una preponderanza della destra, una preponderanza di Fratelli d'Italia, la Lega
sotto il 10% abbondantemente a Pordenone, appena sopra il 10% a Trieste, e credo che sia un segnale anche per il Presidente Federica. La Lega sicuramente non è il partito che in questo momento traina questa coalizione in questo momento viene trainata da Fratelli d'Italia, che sta fuori dal governo nazionale, che lucra voti stando fuori dal governo nazionale e che in qualche maniera ci fa dire che di fronte non abbiamo più i moderati, ma abbiamo la destra, di cui in qualche maniera dobbiamo costruire un'alternativa. Luci e ombre in queste elezioni, qualcuno si aspettava di più dalla Lega? Ma sinceramente noi vediamo molte luci e poche ombre, nel senso che il centrodestra ha fatto un risultato eccellente, ha strappato comuni importanti come Muggia, come la Tisana, con successi sicuramente significativi, e la Lega comunque rispetto alle amministrative di 5 anni fa ha dei dati in assoluto miglioramento, sia come numero di amministratori che come percentuali di voto, perché è chiaro che poi l'elezione amministrativa è un'elezione locale che non può naturalmente portare poi ad una valutazione politica complessiva, e molto si fonda sulla qualità dei candidati, sulla capacità dei candidati naturalmente di trovare sostegno sul territorio, e da questo punto di vista noi siamo cresciuti. E in generale, come detto, il centrodestra non solamente ha confermato tantissime realtà, ma è riuscita anche comunque a vincere in centri assolutamente importanti e di primo ordine, confermando tra l'altro Pordenone con un successo enorme e presentandosi al ballottaggio di Trieste con un vantaggio importante, tenendo conto che forse bisogna anche ricordare che a Trieste nessuno ha mai vinto il primo turno, quindi anche chi magari in questo momento viene a dire al centrodestra che doveva vincere il primo turno, forse dovrebbe rivedersi anche un po' questi dati. Quindi fondamentalmente c'è soddisfazione anche da parte nostra, perché in un momento non facile, perché è evidente che siamo consapevoli che la responsabilità di governo che ci siamo assunti nell'interesse del Paese può in qualche modo anche crearci qualche difficoltà nello spiegarlo ai cittadini, così come le scelte che sono state effettuate recentemente dal governo potrebbero in qualche modo creare qualche difficoltà, ma ciò nonostante il risultato è assolutamente in linea con quelle che erano le aspettative, anche in alcuni casi addirittura migliore. Forza Italia sorride di fatto dopo queste elezioni, i voti sono in calo, però i gufi insomma mi volevano già fuori da molti municipi. La prova è proprio nelle percentuali di voto che abbiamo preso in modo particolare, mi riferisco alla regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo fatto sicuramente un risultato importante, dove Forza Italia comunque risulta anche determinante in alcune situazioni per portare il centrodestra alla guida dei municipi, quindi sì, sorrido perché sono contenta, perché ci siamo, perché Forza Italia c'è, perché il Presidente Berlusconi come sempre è stato in grado di dare una linea precisa che è stata quella forse che più di tutto ha pagato, evidentemente sulla questione che riguarda il Green Pass piuttosto che sulla questione che riguarda la Presidenza del Consiglio con Mario Draghi, quindi questo è un tema politico che ha pagato. Con l'arrivo di ottobre riparte la campagna della LILT Ottobre in Rosa, incentrata sulla prevenzione e sulla lotta ai tumori. Ce ne parla il presidente della LILT Udine, Giorgio Arpino. Sentiamo. Il nostro impegno fondamentale è quello di divulgare il concetto di prevenzione. Io ho imparato che il modo migliore per combattere, più efficace per combattere il tumore è non averlo, e si può non avere cercando di evitare di caderci, conducendo uno stile di vita sano ed opportuno, rinunciando a certe cose negative, quindi al fumo, all'alcol, l'eccesso del mangiare sano, fare movimento, eccetera, e farsi i controlli normali. Nello specifico, per esempio, a livello di tumore al seno, siamo nel mese di ottobre, quindi ottobre in rosa, noi accentiamo e incrementiamo le visite che facciamo peraltro sempre al seno alle signore, e insegniamo l'autopalpazione, perché l'autopalpazione permette a una persona di cogliere le variazioni dinamiche del seno e quindi di capire se c'è qualcosa che non va e quindi rivolgersi al medico. Prima si interviene quando si scopre qualcosa e prima si combatte il male. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo.
Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. È stata un'estate intensa per presenze alla Regia Stazione di Fogliano Re di Puglia, che comprende anche il Sacrario. C'è stata una riscoperta del turismo italiano, ci racconta tutto Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo nella Regia Stazione di Fogliano di Re di Puglia e vogliamo dirvi che qui è ripartito anche tutta la procedura per quello che riguarda le visite. Sono con Marta Lollis, presidente della Proloco di Fogliano Re di Puglia. È stata una ottima estate, Covid permettendo. Buongiorno Daniele, benvenuti. Sì, siamo molto soddisfatti per le attività che sono riprese veramente a pieno regime nel periodo estivo. Noi ci siamo occupati e ci occupiamo ancora appunto delle escursioni Grande Guerra su tutto il territorio regionale, grazie a questa sinergia e questo accordo con Turismo FVG che ci consente appunto di coprire tutte le varie località della Grande Guerra appunto del territorio del Friuli. La novità del periodo, dopo appunto il positivissimo periodo estivo, sono appunto le escursioni dei Milite Ignoto, tema che sviluppiamo in collaborazione con il Consorzio Culturale Demo Falconese e il Comune di Aquileia e che andrà ad approfondire il tema del centenario appunto delle celebrazioni dei Milite Ignoto. Ecco, che restrizioni ci sono in questo momento? Beh, diciamo che abbiamo ancora una questione legata appunto all'accessibilità dei siti. Abbiamo qui la possibilità di visitare da noi il Museo Multimediale che ospita più di 2500 foto di collezioni private che sono state digitalizzate, quindi la visione in 3D. Abbiamo la possibilità di visitare il cimitero Strungarico, il tutto ovviamente con l'accesso al museo legato al Green Pass, mentre appunto il cimitero Strungarico come sito all'aperto risulta accessibile in modo libero e in modo libero accessibile anche le trincee e la Dolina. C'è anche il sindaco di Fogliano Re di Puglia, Cristiana Pisano, che è qui alla mia sinistra. Allora, sindaco, lei ha un ruolo particolarmente importante, questo è un luogo che è sempre stato visitato veramente da migliaia di persone, finalmente si è ripresa l'attività. Sì, ne avevamo proprio bisogno, è stato un periodo abbastanza complicato un po' per tutti e di conseguenza anche per la nostra Proloco che è sempre molto attiva ma che per un lungo periodo non ha potuto esplicare le sue innumerevoli attività e iniziative. Stiamo ripartendo, anzi sono già ripartiti durante l'estate e siamo veramente contenti di questo, soddisfatti, perché come tutti sanno il nostro paese si chiama Fogliano Re di Puglia e quindi il fulcro dell'interesse per quello che riguarda il nostro territorio va ad appoggiarsi all'insistenza del Sacrario sul territorio appunto. Allora, io vado a questo signore che è un riferimento per quello che riguarda appunto le questioni della Grande Guerra. Roberto, quali sono le domande più ricorrenti che i visitatori vi fanno? Beh, le curiosità sono le più varie, non sono sempre strettamente legate al terreno che stiamo visitando in quel momento, molto spesso sono ricerche al limite anche di storie che hanno sentito raccontare in casa chissà quando, chissà da chi, che cercano di riportare sul territorio con la nostra esperienza, con i nostri suggerimenti. Sono riprese le visite, comincia a vedere anche degli studenti? E studenti purtroppo ancora no, giovani con le famiglie sì, questo sì, ne abbiamo sempre, sono sempre presenti ed è importante che ci siano, ovviamente auspichiamo che ci sia questo possibile ritorno degli studenti che è molto significativo, sono già 2 anni, cioè 2 classi di leva se vogliamo scherzare, no? Che mancano. Senta, concludendo, un luogo assolutamente da visitare a Fogliano Re di Puglia? Io direi il Colle Sant'Elia. Perché? Il Colle Sant'Elia perché è la storia stessa dei luoghi e del Sacrario di fronte. Ecco, noi adesso restituiamo la linea dalla Regia Stazione, perché si chiamava così? Beh, perché è costruita in periodo regio e perché era stata costruita pensando proprio al cosiddetto turismo di guerra, allora ai reduci che tornavano in questi luoghi a far visitare le famiglie i luoghi della loro esperienza. Grazie a Roberto, noi adesso restituiamo la linea dalla Regia Stazione di Fogliano Re di Puglia. A voi la linea. Grazie Daniele.
Dalla storia difficile di una famiglia di Gemona alle prese con la grave disabilità cognitiva del figlio e da un pool di professionisti udinesi è nato un progetto pilota presentato in anteprima nazionale al Festival della Sostenibilità. Si chiama Small House ed è un nuovo modello abitativo che abbatte non solo le barriere fisiche ma anche quelle cognitive. La casa di Joseph, che fungerà da prototipo, avrà inoltre anche uno spazio educativo esterno e interno al servizio della collettività, dove altre persone potranno crescere e giocare assieme a lui e alla famiglia Franz. Vediamo. Small House è il titolo di un progetto pilota, vuol dire una piccola casa, ma in realtà è un acronimo. Scopriamo oggi di che cosa si tratta e prima di tutto che storia c'è dietro a questo progetto. Sì, Small House è un percorso, è il percorso della nostra famiglia, iniziato 6 anni fa quando hanno diagnosticato a nostro figlio Joseph una forma di autismo molto grave. Da allora abbiamo iniziato veramente a capire cosa ci fosse dietro il mondo della disabilità e a vivere quello che vivono le famiglie coinvolte. Un percorso sicuramente difficile, fatto molte volte di pensieri, di notti insonni, fatto di grandi preoccupazioni. È fatto anche di una routine quotidiana molto difficile da gestire, perché i bambini autistici come il nostro hanno difficoltà ad esempio nel dormire e quindi sono molte le notti che mamma e papà passano svegli per accudirli. Hanno ad esempio come Joseph difficoltà nel linguaggio, il nostro figlio non parla ancora, non ha mai detto una parola e capisce molto poco quello che gli si chiede. E a queste si affiancano quelle che sono le preoccupazioni del futuro, perché noi viviamo in un territorio dove l'autismo è ancora poco conosciuto, dove le strutture sono poche, il servizio sanitario è poco, si ricorre quindi a servizi privati che sono costosi. Ecco, da questo percorso e anche da nostra figlia Gioia, che ha 4 anni, a cui vogliamo garantire un futuro sereno, insomma, perché non è giusto che lei veda mamma e papà piangere, preoccupati, abbiamo pensato a Small House, una casa dove si possa ritrovare la felicità, la famiglia possa di nuovo essere famiglia. Come? Facilitando le cose e rendendole sicure e rendendo la casa un percorso educativo. Small House, devo dire, è un percorso collettivo, è una grande famiglia che parte dallo studio Rizzani, da Francesca Rizzani, dall'avvocato Tonchia e Fattori, dal studio commercialisti di Anna Maria e Federica Troiani, che assieme a noi hanno proprio costruito, hanno tessuto questo progetto fin dall'inizio e che senza di loro oggi non saremmo veramente qui, perché loro hanno aperto non solo le porte alla loro grande professionalità, ma anche a quella che è la loro visione su un futuro migliore giusto per tutti. Questa casa è questo che vuole fare, vuole abbattere le barriere cognitive che adesso ci sono ancora all'interno delle case. Architetto Rizzani ci dice qualcosa di più. Sì, diciamo che noi volevamo creare un prototipo che fosse quindi una casa modello che potesse aiutare non solo Joseph ma tutte le famiglie con problemi autistici. Small è un acronimo perché l'abbiamo creato dai principi che sono alla base di questa casa, cioè semplicità, modularità, accessibilità, linearità e libertà. Per cui ad esempio nella zona living il divano è incassato nel pavimento proprio per non creare ostacolo all'interno della casa, cioè il bambino deve essere libero di muoversi, non deve avere possibilità di ribaltamento, come anche all'interno della sua camera il letto è ampio, posizionato proprio direttamente sul pavimento, proprio per consentire una tranquillità anche all'interno, nella quotidianità per la famiglia. Abbiamo condiviso alcune idee che vogliamo rendere concrete proprio sulla base delle esigenze che ci hanno espresso Walter e Mara per Joseph. Quindi ad esempio lo stesso frigo sarà più un distributore che parla per immagini, no? In maniera tale che Joseph possa essere autonomo se ha sete di prendere da bere, se ha fame di prendere qualcosa da mangiare, però sempre in maniera controllata. Lo stesso all'interno della casa, l'altra cosa molto importante sono 2 spazi che verranno resi disponibili
alla collettività gratuitamente. Quindi l'idea è quella di avere all'interno della casa condiviso una stanza multisensoriale, quindi una stanza che diventa proprio un luogo educativo, un luogo di rilassamento, e oltre che lo spazio esterno. Lo spazio esterno è un giardino didattico dove appunto le famiglie possono ritrovarsi, i bambini possono fare dei percorsi educativi e quindi anche incontrarsi. L'ultima novità che sottolineiamo qui è quella anche relativa poi all'istituto che avete scelto. Sì, abbiamo vagliato e abbiamo adottato quello che è il Trust Dopo di Noi. È un istituto molto importante che è stato previsto dalla legge Dopo di Noi, che fa in modo che a favore della persona gravemente disabile si possa istituire un patrimonio e che venga utilizzato solo per aiutare questa persona, che fa in modo concreto che la persona abbia uno stile di vita degno, non si cada in povertà e che un domani, quando non ci sono più i genitori, non venga quello che è il pensiero di tutte le famiglie, rinchiuso in un istituto giorno e notte, perché questa è la grande preoccupazione dei genitori. Ecco, questo trust permette di creare un patrimonio che è totalmente a favore della persona disabile, e la casa, il primo prototipo proprio di Small House, sarà costituito attraverso un trust Dopo di Noi a favore di Joseph, e questo è un messaggio che vogliamo portare e raccontare a tutte le famiglie, che c'è la possibilità, che la legge ci dà la possibilità di aiutare i nostri figli anche quando dopo non ci saremo. Il trust è uno strumento veramente importante che è proprio stato pensato per questo, per garantire un futuro sereno alla persona con una disabilità grave. Questo era l'ultimo servizio, a voi la linea oggi termina qua, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.